Io sono a favore di questa legge perché secondo me è giusto che una persona abbia anche questa possibilità, soprattutto per evitare che ricorra ad altri metodi non legali. Bisognerebbe dare a qualsiasi cittadino la libertà di fare quello che vuole, quindi io sarei a favore. È una scelta molto personale, quindi secondo me dovremmo dare la possibilità a chi vuole fare questa scelta. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che una persona possa decidere del suo destino e quindi anche della sua morte. Penso che in condizioni estreme sia meglio avere una risoluzione così piuttosto che continuare a soffrire. È giusto che uno possa morire come vuole. Aiutare chi sta soffrendo a non soffrire più. Questo è il concetto che io penso, perché ci sono situazioni che vanno proprio accompagnate. Il Veneto è l'unica regione in Italia a trattare questo tema, spiega il governatore Luca Zaia, a fronte di una richiesta civile e legittima di migliaia di cittadini. Sarà una giornata storica se passeranno i favorevoli, ma qualcuno la pensa diversamente. Sono assolutamente contraria, anche perché non si può chiedere a un medico di uccidere, perché è questo di cui si tratta. E la sanità ha altri bisogni molto più urgenti, prima vengono quelli. In ogni caso, tutta questa teoria del fine vita, farla finita prima, non tiene conto della dimensione religiosa, che la vita continua e dopo bisogna anche rispondere dei propri gesti, non è che con la morte finisce tutto, è un grande inganno, è un errore. Quindi la vita va accolta tutta fino alla fine. Al massimo si possono accettare le cure palliative per alleggerire il dolore, ci sono,